E questo è il nostro amico Smith e sentiamo una domanda, se posso permettermi di fare una ripresa al creatore di Dinner in the City. No, Dining City. Non sono il creatore è il nostro direttore olandese, si chiama Van den Brink, Ah, un nome impronunciabile per voi, diciamo Van den Brink, e lui ha ideato Dining City nel 1998. ecco, quindi è parecchio tempo che si può prenotare un ristorante come si fa per gli alberghi, per gli aerei. Sì, sì. Quindi Sì, da 1998, prima ad Amsterdam, poi in varie province in Olanda, poi in tutta l'Olanda e poi nel 2005-2006 hanno fatto il passo di andare global, diciamo, prima in Europa e poi anche in Asia. quindi è tutto l'anno, ecco, Diner in the City, e poi c'è questo momento, diciamo, con l'apertura anche di certi ristoranti che, come dire, si lancia Giusto. le cene stellate, detto in italiano. Sì, le cene stellate è un evento che facciamo uno, massimo due volte all'anno in un periodo di bassa stagione per dare la possibilità alle persone di scoprire nuovi ristoranti a un costo interessante e anche di aiutare i chef, i ristoranti, i nostri clienti in questo momento dove ci sono poche prenotazioni e i clienti, diciamo. Ecco, quindi per fare le prenotazioni, per mantenere le prenotazioni, si creano appunto questi appuntamenti che in Italia andranno dal 20 al 30 marzo. 21 a 30 21, marzo. 21, proprio il primo giorno di primavera, mi sembra giusto, Sì. quindi ci saranno questi 10 giorni con tantissimi, si va da 1 a 3 stelle. No, si va da 1 a 2 stelle. Ah, Purtroppo, nel senso che i 3 stelle in questa edizione non ci sono. Ah, In Olanda partecipano, però qui purtroppo no. che lo diciamo. Non adesso, non ancora, diciamo. Erano tutti impegnati, i chef 3 stelle sono molto impegnati con altri eventi. Siccome abbiamo organizzato questo evento in più o meno 2 mesi e mezzi, è stato impossibile di avere pure delle 3 stelle. Ecco, quindi non sono al ristorante, ecco, quindi sono impegnati altrove. No, sono perché impiato, uno sta negli Stati Uniti, l'altro sta di là, l'altro ha impegni là. È chiaro Diciamo, che non può, perché la prenotazione si basa su chef che chiaramente sono al ristorante. Bene, quindi complimenti quindi al nostro amico Smith, Robert Smith, Grazie. e quindi a questa iniziativa che è già prenotabile nel momento dove state guardando queste immagini. Potete prenotare, basta andare sul sito. No, si può prenotare da oggi alle 15. Ecco. Sarà alle 15, 15 e mezzo, 16, però oggi si può prenotare. Si apre il sito, che adesso è un sito statico, si apre il sito e si possono vedere tutti i ristoranti dove si può andare a prenotare o i coperti singoli o, diciamo, o il tavolo dello chef. C'è pure il tavolo dello chef. Sì. Ecco, quindi uno può cenare cenare di sera, quindi con questo chef che è quello della trota Che la torta, sì. di Rivodutri, Sì, e sì, quindi i prezzi, diciamo i prezzi. I prezzi sono 55 euro escluso bevande e 70 euro per il tavolo della chef, diciamo escluso bevande. Ecco, quindi il tavolo con lo chef chiaramente c'è una Sì, perché il maggiorazione. chef viene vicino e dialoga con il pubblico, svela qualche segreto. Lei lo fa spesso questo del tavolo in cucina? Beh, è quello che vuole il nostro cliente, penso in tutti i ristoranti stellari, diciamo, dove il cliente viene da lontano. Si fanno delle bellissime passeggiate per poi magari dialogare con noi, raccontare la nostra storia, tutto quello che come abbiamo pensato il piatto, quindi è una cosa molto positiva e interessante. Bene. I corsi di cucina se ne fanno
Noi attualmente collaboriamo come docenze in molte scuole, però diciamo tanti ce lo chiedono, però visto che ormai l'Italia secondo me è un po' satura, ce ne sono troppe e pensiamo insomma che sia per adesso fermarsi un attimino, farlo fare a chi ha già iniziato questo. È vero che ce n'è molto bisogno in giro per il mondo, però insomma non esageriamo. E poi diventa una cosa secondo me che è controproducente, si inflaziona molto, diciamo, tutti pensano che sia molto facile perché vedono il bello, vedono la stampa, vedono i media, la televisione, ma dietro c'è un grande sacrificio e lavoro, insomma, sono in pochi quelli che arrivano alla fine, che riescono a fare qualcosa di positivo. Quindi tavolo con lo chef con questa nuova apertura del ristorante rinnovato appunto a Rivo Dutri. A Rivo Dutri, sì, La Trota. alle pendici del Terminillo, l'Italia centrale. È un paesino sconosciuto, diciamo, però ci sono le sorgenti più grandi d'Europa come Portale d'Acqua, nessuno lo sa e noi stiamo cercando di pubblicizzarlo.